Terza edizione di Valdobbiadene Jazz, una terza edizione che si ripropone con un formato molto impegnativo e molto bello, con degli artisti di livello. Una terza edizione di un evento culturale che a nostro avviso fa molto bene al territorio, come anche dimostra il recente G20 sulla cultura. Una terza edizione che è resa possibile grazie in modo particolare all'apporto delle aziende del territorio che stanno credendo molto in questo progetto e che vogliono utilizzare anche questo evento, questo progetto come veicolo per la comunicazione di un territorio che ha tantissime qualità, ma che crede anche molto nella parte culturale sostenuta dalle aziende, sostenuta anche ovviamente dalla parte pubblica del territorio. Quindi un esempio di coesione, un esempio di coordinamento tra le varie forze positive del territorio, che mi rende molto orgoglioso di essere ideatore insieme a mia moglie di questo festival che dovrà crescere nel tempo. Abbiamo infatti in mente di coinvolgere anche altre amministrazioni comunali del territorio che si renderanno disponibili a farlo. Forse già quest'anno avremo una prima uscita extra comune e la cosa ci rende particolarmente orgogliosi. È un territorio pieno di potenzialità che dovrebbe concentrare la comunicazione in modo semplice su marchi ben riconoscibili, e Valdobbiadene Jazz ha l'ambizione di diventare uno di questi marchi. Valdobbiadene Jazz è un'amministrazione molto importante per il territorio perché è un'amministrazione culturale, ha avuto molto successo nelle prime 2 edizioni, essendo la terza edizione abbiamo deciso di dare ancora più supporto come Consorzio Valdobbiadene, e grazie anche all'aiuto dell'amministrazione comunale sempre ben attenta a questa manifestazione. Essendo patrimonio dell'UNESCO, essendo diventati patrimonio dell'UNESCO, queste sono le manifestazioni a cui abbiamo bisogno. Alzare l'asticella qualitativa del territorio è molto importante. Sarà un'edizione come tutte le altre che sotto il grande nome del jazz raggrupperà anche tanti altri generi come il New Orleans, il blues e anche forme un po' curiose. Si inizierà con un concerto di arpa e pianoforte per poi seguire con gli altri concerti che erano già programmati anche nelle edizioni precedenti, il classico jazz, il nome di Gegè Telesforo della serata del sabato, e poi a seguire ci sarà anche una bella sorpresa. I concerti saranno a pagamento ma anche molti free, quindi ci sarà spazio per tutti, e seguiteci nei nostri social, nelle nostre pagine, e vi aspettiamo numerosi.